come nelle due canzoni che abbiamo sentito di Antoine, si intrecciano profondamente questo grande attaccamento alla religione in maniera anche molto poco ufficiale, questa religione che assomiglia alla santeria cubana, viene vissuta nella stessa maniera, e dall'altro lato il sesso nelle canzoni napoletane di oggi si consuma sempre, a meno che la canzone non sia vista dal punto di vista dello sfigato, altrimenti il sesso c'è, poi dopo succede qualcosa, e anche qui torniamo al problema. Succede qualcosa anche per colpa del sesso. Anche per colpa del sesso, ma sempre dopo. Ecco, lui ha avuto un grande successo con una canzone di sesso, una canzone facile, infatti loro l'hanno imparata su. Esatto, no, uno di quei martelloni tremendi. Videoclip lo aiutava, c'erano queste rotondità in mostra. Ci ha riprovato con lo stesso argomento, sempre tra l'altro con una tramina, con un vero e proprio, con un gioco di... non c'è riuscito. E qual era questa qua? L'altra era Voglia di Famure, e poi ho fatto un'altra quest'anno che si chiama Gusti in mano Piccerello, che poi è uscita fuori questa qua, e immediatamente il salto, siamo sul religioso. Di fronte al video di Antoine, dove Antoine mostra questo crocifisso in una chiesa, io mi sono sempre chiesto se poi era una chiesa o se era una chiesa finta, anche lì torniamo a qualcuno che storce il naso. Se lo fanno i neri d'America va tutto bene, se lo fanno i napoletani no, e ancora non ho capito bene perché. Abbiamo tutti quanti davanti la scena di Blues Brothers con James Brown e i grandi due fratelli del blues che ci entusiasmano in quella maniera. Poi potrebbe non piacerci la canzone, sicuramente quella era un'altra cosa, ma non è quello, non è il dato di questa religiosità tra serio e profano che può scandalizzarci. Sono sempre quelli che storcono in naso a fenomeni che nascono a prescindere da loro, sì, che loro non conoscono e non controllano, e che crescono. Poi sono i fenomeni popolari. Siccome però in Italia, sbagliando, si dà un'accezione dispregiativa al popolare, invece il popolare è anche un senso molto alto. Certo, il famoso nazionalpopolare di Gramsci, che non era un gioco, era una cosa serissima. Infatti è una cosa seria e una cosa importante. Si è voluto progressivamente svilire il senso di popolare. Certo. Invece, forse bisogna ridargli la dignità e l'importanza. E loro in qualche modo scardinano anche il meccanismo della discografia italiana, che è molto lento, ufficiale, aspetta Sanremo. Loro si sono inventati... Io devo dire la verità, mi interessa talmente poco della discografia italiana, che mi interessano invece molto più loro, certo, che non la discografia italiana ufficiale. Mi lascia del tutto indifferente. È una discografia che fabbrica personaggi per Sanremo che 2 mesi dopo non ci sono più. Esatto. Una discografia che crea soltanto dei fenomeni sanremesi che muoiono 2 mesi dopo. Loro nascono da un quartiere, da un rione, con storie di strada, con storie di viscere, quello mi pare per capire la cosa più importante. Vabbè, io dicevo, mi ha fatto piacere queste 2 puntate averle dedicate ai neomelodici di Napoli, a questo fenomeno molto interessante, del quale secondo me continueremo a sentir parlare, sentiremo parlare. Adesso ci salutiamo, vai.